Nelle scuole di Favara, nonostante sia dicembre inoltrato, manca il riscaldamento. Proprio per questo motivo oggi alcuni genitori della scuola Guarino di via Basile hanno chiamato la nostra redazione per lamentare il disagio che i loro figli stanno subendo a scuola. I piccoli, dicono i genitori, sono costretti giornalmente a portarsi da casa plaid e borse dell'acqua calda per riscaldarsi. In segno di protesta, questa mattina presso l'Istituto Guarino si è svolta un'assemblea con i genitori degli alunni e la dirigenza scolastica. Una riunione partecipata che ha visto numerose mamme chiedere conto e ragione al primo cittadino Rosario Manganella presente all'incontro. Per legge, ha detto il sindaco, i riscaldamenti nella nostra provincia non possono essere accesi prima del 15 dicembre e la responsabilità non è da attribuire alla mia amministrazione. Manganella poi ha rassicurato la dirigente scolastica Maria Todaro che l'istituto di via Basile avrà a breve a disposizione circa 9.000 euro utili per l'acquisto del gasolio. Noi abbiamo già con i nostri uffici inviato alle scuole un contributo per l'acquisto del gasolio per questo periodo, in maniera tale che si possano accendere i radiatori termosifoni all'interno delle strutture scolastiche del nostro comune, sapendo che la legge prevede che nelle scuole della provincia di Agrigento i riscaldamenti possono essere accesi soltanto a partire per la provincia di Agrigento dal 15 di questo mese. Siamo al 12, quindi siamo entro i limiti. Adesso le scuole, ricevendo questi soldi, appena saranno accreditate sul loro conto corrente, potranno benissimo provvedere a fare le gare d'appalto per assicurare il gasolio alle scuole e quindi far riscaldare gli alunni e i docenti, ovviamente tutti gli operatori della scuola. Il sindaco è stato molto disponibile ad incontrare i genitori e ha già riferito che è stato accreditato un certo importo per l'acquisto del gasolio. Andremo a verificare perché ad oggi la banca non ha comunicato nessun accredito. Intanto, nonostante la rassicurazione del sindaco, c'è preoccupazione tra i genitori in quanto non sarebbe stata ancora espletata la gara d'appalto per la fornitura del carburante e che quindi occorrono ancora diversi giorni prima di poter risolvere la situazione. Probabilmente, ha riferito qualche mamma, i nostri figli faranno lezione al freddo sino a Natale. Proprio per questo abbiamo deciso di non mandarli a scuola fino a quando non saranno accesi i riscaldamenti. Non possiamo permetterci che si ammalino. Sono la mamma e sono la rappresentante di una delle mie figlie che sta a casa con la febbre perché ieri è uscita dalla scuola infreddolita ed ha avuto la febbre tutta la notte. Non è una situazione più gradevole a sopportare tutto sto freddo, quindi noi abbiamo chiesto al sindaco e abbiamo chiesto alla preside di poter avviare i riscaldamenti e non aspettare sicuramente l'inizio di nuovo dell'anno scolastico dopo le vacanze di Natale, perché sicuramente in questi giorni, se non arriverà il gasolio, i bambini a scuola non verranno. Io desidero anche comunicare a tutta la cittadinanza che giornalmente la scuola, proprio con la dirigente nostra, dà informazione al riguardo e fa di tutto affinché i propri figli non restano fuori dalle scuole, fuori dal nostro istituto. Questa è una cosa importante per noi e quando invitiamo i ragazzini ad entrare non è una violenza sui ragazzi ad entrare a qualunque costo, perché ci sono dietro i genitori. Noi li invitiamo ad entrare perché molti genitori lasciano i propri figli dietro i cancelli e vanno a lavorare. Durante la riunione è stato toccato anche un altro tasto dolente, la mancanza dell'acqua. Problema però subito risolto grazie all'interessamento dell'amministrazione con l'arrivo tempestivo di una cisterna.